o Fevelin di... Quattro etar semieci di tierra lavorate una parte a orto, una parte a blave per svestis, un etar con 1000 plantis di miluciars di seppe e un marangon, tal mieci dal nuie, oltre palacciul, blanchiade, dula che i confins geografici si perdin, ma che i sociali e umans avvengono investiti ricerchiati, cirus. Volpares in 3 anni esperimenti di fattorie sociali di Kest Fevelin in te puntate di Weke e curate di Claudia Brugnetta. Mundiente che lo seguissi in streaming su fvg.rai.it. Un saluto ai microfoni di Rai Radio 1, Oscar Puntel. C'è tanta soggetà partecipano a questo progetto, as numar 5, Basse Furlane, ambit socio-sanitario di Tisane, comune di Palacciul, Ers Agricola e il consorzio di cooperativisti Il Mosaico. Ci rendi capisce che si fa sculi e cui che culi al lavoro. Ho do il benvenuto a Stefano Montello, il fattore, il contadin prim di Volpares, e benvenuto anche a Luca Fontana, vicepresidente del consorzio Il Mosaico. Montello, intanto ci si fa a Volpares, c'è mu definilo? È un luogo che si lavora, dove noi produciamo ortaggi, verdure, e la prima cosa che viene fatta è stata che di ristrutturare il luogo. Quello che tenga di perché Volpares fa parte del territorio, lei della regione, che l'ha dato in concessione all'ERSA, però era un territorio completamente abbandonato, che noi viene bonificato e viene ricostruito il giardino, rifatto praticamente la casa, e lo viene fa diventare un luogo dignitoso dove che non poteva lavorare. Di lì si impartisce, di lì adesso cominciamo a fare tutti quei lavori che noi permetteranno un po' alla volta di fare reddito e di essere operativi sul territorio. Io l'hai presentato anche fattore o contadin principut, lo posso definire? Lui. Una definizione interessante è contadin sociale, che mi piace. Contadin sociale e plus. Quando è arrivato per prima volta a Volpares c'è alciatata? La casa dei Spirs. Sì, io sono arrivata al Tanzenar dal 2011, sono arrivata via, era che se c'è che coleve, qui barcons, non fino in Dario Argento più manco, ecco. E qui barcons che colevi, col drenti ci abbiamo dovuto abbandonare, perché gli ultimi colonos sulle vie più manco 10 anni fa, e di che volte subito c'è noi. L'orto era restato con i planti di pomodoros attaccati su tutti i secchi, se l'era baras perdut, e dite, beh, insomma, bel lavoro. Benvenuto all'infier. Sì, io manco sì. Fontana, ci mu definì Volpares, c'è situazione esa come Volpares. Stefano, andato cominciato a mettere dentro un po' di paraulis, no? Per me, per no, credo che sia di un bel esperimento di comunità, per valorizzare la nostra terra in maniera sostenibile, perché lì facciamo agricoltura, ma facciamo anche tanti belli robe del tema sociale, del tema sanitario e del tema volontaristico. Quindi potresti dire un'innovazione forse su questi territori. Montello, lui ha detto che fuori dai confini delle fattorie che fattori, che i contadini che lavorano con lui, sono fuori dai confini delle società e ha anche aggiunto che questa esperienza convente per costruire che il puzzle della loro identità. C'è molto. Mi ripeto, lavorando, cioè secondo me l'unico modo per ridare dignità a persone che comunque vivono borderline, sia per caratteristiche psicofisiche di difficoltà, sia per esperienze di vita che hanno avuto difficoltose, che vogliono rientrare, secondo me l'esperienza migliore per farli rientrare dal mondo del lavoro. Queste persone sono quasi tutti in borsa di lavoro, quindi lavoro è le parole che fa parte della cultura di Volpares. Dunque, rispiede orari di lavoro, dopo si possono decidere i teams a seconda della gradazione, la difficoltà che hanno le persone che è lì, quindi qui al da di più, qui al da di manco, però l'importante è che si lavori, cioè che si arrivi lì con il concetto che si venga a produrre altro, che si anche semplicemente metti a posto le robe che prima erano rovinate e come dare, dopo le robe che non dà un reddito immediato, ma come dicevi prima ti dà dignità a te al posto che ti lavori. Quindi la roba fondamentale secondo me è tornare a recuperare queste culture del lavoro, anche la realtà con persone che hanno queste difficoltà, che magari prima non ho mai lavorato, proprio per le loro caratteristiche di malattie, no? Troppi sono le persone che sono di lui come? Tutti come me sono tutti tens, lui però viene due moduli che vengono lì, un operatore andà due e un altro operatore andà tre, e vengono 2 giornate sparoni. Io sono responsabile in tutto il territorio di Volpares di 15 di persone. Lui c'è da psicologo un po' loro, ci mussi rapporta loro? Umanamente, cioè nel senso che io non sono psicologo, io faccio il contadino.
che il fatto che il mistero lì, vabbè, dopo sui artisti, i suoni e scrivi, probabilmente fanno che se dopo che mi fanno mettere dalla condizione di arrivare a vecchie curiosità a me personale di incrosare la persona tra la sua vera natura. Fin come non sono stato problema di nessun tipo in due a volpare proprio lui. Come diceva Luca, io ritengo che non si deve veramente le comunità in questo momento, là che chiaramente all'interno gli equilibri non sono facili, non tutte le persone si vanno d'accordo con che altre, ma questo succede in ogni ambiente di lavoro, però l'equilibrio è che ogni equilibrio si sa che comunque parte un po' di angoscia, ma in ogni caso si va di lungo, che si arriva a lavorare. Ecco, questo che è un esperimento di agricoltura sociale, di ort sociale, diciamo che si dice, che vanno tanti modi in città di UE, per esempio si fa un ort sociale a Detroit, a New York, perfino a Milano. Da accennarsi a questa esigenza di fare agricoltura sociale? Dalla convinzione, me personale, ma che dopo penso che sia di tanti, che non ti posso rapportarti più con un imbarciato. Il marciato lei è spietato e quindi bisogna di creare un marciato alternativo che si incontra le esigenze di persone fragili come questi, che però a sé comunque competitivi lo stesso, ma sono un antiplan, cioè non possiamo pretendere di produrre verdure ai costi non anzi umani e sia confrontarsi con un marciato convenzionale, quindi creata dall'abitudine dalla INT l'idea che possono esistere più marciati e che chiede un decay usare la INT a venire a comprare i nostri verduri per dare motivazioni profonde, non perché sono biei caduma tutto il resto con la curvatura certificata dall'Unione Europea. Fontana, volevi capire che in design che venga a comprare a Volpares? C'è molto all'anti un mercato, insomma, a Volpares. Che cade se contan che si in lavoro e stia aumentando plan perché come diceva Stefano le dinamiche sono tante se vanno tutti quanti considerati. Il nostro obiettivo è di continuare a aumentare e che venga tutte altre culture importanti che ne daranno risultati di qualche anno, ma dopo non solo i verduri, no? I nostri fasioni con queste persone, dei gruppi che fanno manutenzione fuori, con i comuni, con i privati, per cui l'agricoltura sociale o fattoria sociale è una fattoria multidimensionale, no? Che considera un po' tutto il territorio. Dopo, al di là dell'aspetto economico della fattoria, io penso che c'è tanto importante la vigni di queste persone che vengono qui. C'è fin fasino dopo gli studi di Volpares? Beh, intanto dopo 2 anni stanno bene. Quindi persone che erano inserate in casa vengono fuori, che assumevano psicofarmacos, in parte assumi di mancul e che non sono ricoverati. Non sperin e crodin, perché ci crodin, cultura, che roba che queste persone non vengono più ricoverati che non sappiano più di psicofarmacos o quant'altri. E dopo sperin che c'è in lavoro, che di no, se è possibile, ma non c'è fuori. Io volevo anche domandare questa curiosità a Montello, questo esperimento sociale è tipo che su un imprest social che è Facebook, con quali aspettative e ci si spiega di questo imprest? Sì, che si aspetta un di Facebook, noi Nel che non è che domandate noi a nessuno e sin lì non vuole sapere che esiste una realtà che è comunque alternative a che è convenzionale, che magari non si spiega, non domandi dove vieni la via, mi fare una passeggiata del parco, fatelo un po' sbiel, cioè l'esperto veramente via dalla base, aspetta che la curiosità di che altri si confronta nostri. E a proposito di curiosità, sempre attraverso Facebook, sta un po' battendo che stormentone, la comunità si è data un appuntamento il 22 di settembre, ci succederà anche di? Inaugureremo il museo del trattore, che viene nel Trentino, nel quarantino di trattori dagli anni 40 e 50, coinvolgendo gli scolareschi dalla zona. Dopo 2 mesi si va in fattoria, lì si mangiarine e robe insieme, sta un momento di comunità, dopo si va di ciantin. Anche musica? Reunion degli FLK? Non stinga esagerato. Non stinga esagerato. Grazie a Stefano Montello, il fattore di Volpares, e grazie anche a Luca Fontana, vicepresidente del consorzio Il Mosaico. Si è arrivati insomma, UEFA Velendia alla regia di Arianna Zani, agli oldi e collaborazione di Daniel Aposto e Part Tecnica, e per te con ora sta su Rai Radio 1, buone giornate di Oscar Punte.